Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario e anche nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Da come è partita oggi la giornata con una bellissima live splash con i nati del giorno di Hildegard che abbiamo appena sentito, e chi, come si suol dire, lo sentirà sul canale YouTube modificato per opzione, cioè operazione nostalgia. Il vostro Marietto vi ricorda che al venerdì sera alle 21:30 Hildegard live gratis con le Sibille. Ormai live è già ben famosa. Ciao Lara, grazie di esserti unita nel diario e anche nel tubo, poi verrai anche richiamata nel tubo, nel senso sapranno chi sei nel tubo. Bene, allora oggi parliamo un po' di una cosa che mi ha fatto riflettere in questi giorni. Mi ha fatto riflettere in questi giorni, ma non solo in questi giorni, ma anche quando il vostro Marietto insegnava informatica. Mi ricordo un giorno, io avrò avuto 40 anni e c'era un ragazzo che aveva finito l'università, gli ho chiesto che cosa vuoi fare nella vita e lui mi ha detto ci sto pensando, sono stand by. Ciao Sara, ciao Alessandro. Ma perché vi dico questo? Perché fino al 1700, 1800, ma anche fino al 1945 si può dire, l'80% delle persone era nei campi e a 14 anni si passava da essere praticamente un bambino, anche 12, forse anche 10, subito nel mondo lavorativo. Non c'era quella definizione di adolescenza. E quindi di conseguenza si passava da essere un boccia a essere subito un uomo. Si entrava subito nel mondo lavorativo e subito si vedeva la pasta dei personaggi, no? Chiaramente le famiglie avevano 10-12 bambini, un po' morivano di malattie, la più grande faceva mamma agli altri, le pensioni non esistevano e la società andava avanti così. Chi viveva nelle campagne era nettamente più fortunato. Io vi ricordo che mi hanno trasportato nel 1700 a vedere come vivevano certe persone e nelle città la gente moriva di fame gridando e nessuno si voltava e lasciavano morire tre stenti della fame, no? E tantissime persone vivono di malattia, magari a 20-30 anni senza denti per strada. Oggi però siamo passati, sapete, la vita è un po' come un pendolo, no? Come diceva Osho. Quando siamo troppo di qua, il pendolo sta a indicare che poi, visto che viviamo in un mondo di vibrazioni, bisognerà scendere e andare dall'altra parte. Oggigiorno invece noi viviamo in un mondo che a 14 anni finiscono a essere bambini ed entra quella fase consumistica che noi chiamiamo adolescenza. Ci sono dei bambini che vivono questa adolescenza fino a 30-40 anni, no? Vivono in balia praticamente delle multinazionali che li parcheggiano praticamente, tra virgolette, l'insaputa dei genitori sul divano con le PlayStation, Xbox, con i giochi virtuali. E praticamente il loro cervello non è più preso in mano dai consigli dei genitori, ma è preso in mano dalle multinazionali, no? E quindi un genitore, per fare stare tranquillo l'ambiente familiare, in poche parole, per non far sì che gli rompano le scatole, gli compra tutti i giochi e lo lascia parcheggiato su un divano, su un letto. E questa è la società che dovrebbe affrontare quello che sta per arrivare. Ci sono tantissimi di questi bambini, pochi fanno sport e se lo fanno così tanto per, e certamente c'è una fetta di persone che lo fa, ma è sempre troppo poco, no? Allora, quello che voglio dirvi io è che ci sono genitori invece che capiscono questa realtà, capiscono queste debolezze e capiscono che devono intervenire. E si interviene con dei circuiti radionici, si può intervenire con delle operazioni propiziatorie, si può intervenire con dei sigilli, proprio per fare in modo che il campo magnetico del cervello, che ormai è stracotto nella nostra gioventù, perché vedete anche voi, basta andare al supermercato, quando vedi 4-5 ragazzotti in giro, le commesse sbiancano, perché sanno che la cassa sicuramente questi faranno gli asini. La colpa non è
dei giovanotti, la colpa fondamentalmente dei genitori che a loro volta sono stati cresciuti in questa era del boom economico, no? Quindi ci troviamo gente laureata che magari non ne ha solo una, magari ne ha due. Io ho insegnato gente che ha 4 lauree, no? Però quelli erano svegli. Però ci sono persone che hanno anche una laurea, che hanno praticamente un cervello emotivo di un bambino di 12-13 anni. Allora in quel caso lì si può intervenire o con dei circuiti radionici che tagliano i legami perniciosi, che smontano queste idee cristallizzate dal sistema, perché quello che sta arrivando sarà piuttosto pesante. Infatti in Telegram un giorno io spiegavo che abbiamo fatto venire su dal Nord Africa molte persone, non perché siamo diventati belli, bravi, intelligenti, ma solamente perché sappiamo che sta arrivando un'ondata dura dall'est e quindi abbiamo bisogno di scarponi da guerra. E questa persona mi diceva in Telegram, sì, ma questi sembrano attaccati ai muri, sembrano fannulloni. Il problema è che questa persona non sa cosa ci vuole, che fisico ci vuole per fare il viaggio. Su 100.000 che ne partono ne arriveranno 1.000, gli altri vengono massacrati strada facendo. Quindi quelli che arrivano, vero che magari sono un po' stanchini, però hanno fatto una prima guerra mondiale solamente nel viaggio. Quindi capite, cari miei, noi stiamo vivendo il periodo più bello che possiamo permetterci negli ultimi 6.000 anni. Abbiamo le medicine, abbiamo gli ospedali, abbiamo la possibilità di lamentarci sui politici, però purtroppo abbiamo creato un gruppo di adolescenti che arriva fino a 40 anni, che se tu gli chiedi cosa vuoi fare nella vita non trova lavoro e via dicendo, no? Oppure sto aspettando di capire cosa voglio fare, una laurea in tasca. Questo è chiaro, dovuto anche al fatto dell'euro, che abbiamo smobilitato le industrie, ma questi sono stati attacchi magici. Cioè non è, come spiegavo ieri nella pillola, non è che la Fiat a un certo punto, perché sono morti gli agnelli, sono diventati bravi, buoni e hanno voluto delocalizzare le fabbriche per guadagnare qualche miliardo in più. Loro i miliardi non sapevano più dove metterli, è perché purtroppo abbiamo ricevuto un attacco magico e quindi non eravamo pronti. Poi purtroppo se n'è andato anche il capitano dei Alpini di Torino e quindi il sistema e il Ministero degli Interni non era abbastanza saldo, preparato, pronto, competente, insomma non era più quello di una volta e i paramilitari che c'erano si sono stancati di questa vita, perché io ho conosciuto gente che si era stancata di questa vita, paramilitari, e se n'era andata di sua volontà quando gli hanno fatto capire che dall'altra parte si sta bene. Quando avevano capito che quello che dovevano fare l'hanno fatto, loro stessi se ne sono andati per stare in un mondo migliore, perché qui non valeva più la pena combattere per questi salami da divano. Quindi il mio consiglio cos'è? Andate nel sito alcapitano.altervista.org e stampate questi benedetti circuiti radionici che qualcosa fanno. Quando verrà grande ondata di energia negativa, molto probabilmente chi sarà sotto questi circuiti. In più vi voglio raccontare una cosa. Sapete che il vostro marietto vende quel ciondolo che raffigura la scala di Giobbe o che raffigura le 10 Sefirot. Quello lì è importantissimo perché il sottoscritto, verso 7 anni, Ilim, l'hanno maciullato per fare in modo che non venisse conosciuto dal mondo. Quindi, cosa voglio dire? Già chi avrà questo oggetto, molto probabilmente, quando verrà quello che dovrà arrivare, sarà sicuramente protetto. Questa non è una pubblicità a quello che propongo, ma è la realtà che succederà. Perché mi ricordo che da piccolino, quando non volevano far sapere che esisteva questa struttura, questo disegno, questo ciondolo, chiamiamolo poi come voleva, questo elemento energetico, hanno fatto di tutto per poterlo impedire. Quindi una buona cosa è iniziare con i circuiti radionici
e puoi seguire le varie pillole del vostro marietto, anche di Hildegard. Hildegard ha più di 490 pillole sul suo canale, e il vostro marietto ha più o meno 930 pillole, di cui un centinaio sono degli usati sicuri che riprendo. Quindi, cari amici, un concetto molto semplice: abbiamo creato una struttura di bamboccioni. Poi chiaramente diranno che la politica non gli dà lavoro di qua e di là, ma la storia è che c'è stato un attacco magico e l'Italia non era pronta. Dopo il 90, nel 94, quando il capitano degli Alpini di Torino se n'è andato, l'Italia è stata in balia di invasioni energetiche. E lo vediamo nei nostri gruppi social. Basta che si va nei gruppi social, basta che uno arriva dall'est, dice un po' di numeri, o dice paroline magiche, o dice vogliamoci tutti bene, angeli colorati dall'ovest, e tutte queste menate, quando noi siamo la cultura esoterica del mondo occidentale. Quindi ci siamo fatti un po' invadere, no? Però possiamo sempre, con questi circuiti radionici, creare dei piccoli muri, dei piccoli argini, per fare in modo che i nostri figli, i nostri parenti più prossimi, possa resistere a queste bordate che stanno per arrivare. Bene, cari amici, ciao Ludmilla. Quindi, cari amici, ciao Giulia, grazie degli Stati Uniti. Quindi, cari amici, riprendo un po' il discorso di queste pillole, che sono un po' le pillole come si dice, delle operazioni di nostalgia, che mi piace riprendere un po' questi discorsi in cui ho vissuto da piccolino. In questi giorni, molto probabilmente domenica, farò 2 o 3 passi in moto, tipo San Bernardino, Julia Pass, lo Stelvio, poi andrò a Vipiteno, dove ho fatto il militare nell'83, e poi andrò giù a Venezia e tornerò, e quindi vi parlerò anche da questi posti per raccontarvi altre storie che il vostro marietto ha vissuto. Vi ricordo sempre comunque che questa sera alle 21:30, cioè venerdì, anche se vedrete questo filmato quando saremo in moto, sapete che il venerdì alle 21:30 Hildegard propone sibylle gratuite con le risposte free nel suo canale. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao!